Una cosa che mi ha sempre un po' fatto pensare, perché buona parte dei suoi libri sono scritti in modo da risultare in qualche modo fluttuanti, in non luogo, in non tempo. Sono vere funzioni, sono un'invenzione tua, come a cui per esempio non è mai riuscito a fare. E in questo senso, se questo nascesse un po' anche dalla tua scrittura e dal modo in cui ti sei avvicinata alla scrittura. Cioè, quando tu scrivi hai in mente una scaletta e parti dal primo capitolo e sai esattamente dove succederà alla fine, parti all'inizio e alla fine, cioè hai un modo di scrittura ordinato, oppure lo chiedo perché a me piacerebbe averlo invece da tendo a scrivere capitoli e poi sposto interamente da una parte all'altra del libro e mi rendo conto che perde anche un sacco di tempo per fare tutto questo. Te riesci a fare questo, cioè sei ordinato. Io non sono ordinato nella vita, però come cerco di insegnare sempre ai miei allievi, scrivere libri è un lavoro innanzitutto di formalizzazione, cioè molto simile al lavoro di un architetto. Se tu traduci dei volumi in forma, traduci anche una certa intensità in geometria, e produci sostanzialmente delle unità, che è quello che la gente nella quotidiana produce, tutti raccontano, molti scrivono, però la differenza tra la gente e quelli che per professione scrivono libri, come tra quelli che corrono e quelli che vanno alle Olimpiadi, è che chi scrive libri ragiona in termini di creazione di mondi coerenti, complessi, molto compatti, veramente come una cattedrale, una stalla, come un gesto architettonico. Quindi questo prevede che tu riversi tutta la libertà che puoi immaginare, tutta la fantasia, tutta l'immaginazione, ma li riversi in strutture. E il lavoro per vedere queste strutture è un lavoro che può durare anche molto lungo, come dicevo prima di un libro, che secondo me è una fase bellissima nel tuo lavoro, perché tu hai qualche idea, c'è un mondo, un habitat che vuoi raccontare, c'è forse anche un po' di storia, qualche personaggio, ma quello, almeno io quello che vedo subito è la forma. Io Oceano Mare è un libro le cui storie io in gran parte ignoravo, ma avevo bene in mente che sarebbe stato così, come adesso voi lo leggete, sarebbe quasi di leggerlo, cioè in tre parti, con una parte centrale, c'è proprio la struttura architettonica, una parte di ingresso, una parte di uscita e poi dentro la navata principale. Avevo in mente anche come in certi tipi di scrittura fosse giusto per la navata centrale, per le cappelle laterali. Tutto questo quando ancora non sapevo mica bene che storia c'avevo da Salvento, avevo qualche idea, ma non credavo. Quindi questo lavoro qui è, diciamo, il capitolo dell'ordine, e che è il tratto del nostro mestiere razionale, diciamo così, cioè quello di fare ordine nel mondo. Io continuo a pensare che la gente ci è grata quando ci è grata, e comunque spende dei soldi per comprare quei libri, perché noi intanto diamo ordine al mondo. La gente percepisce un sacco di cose, ma poi alla fine quello inizia, finisce, strutturato, e questo è un servizio immenso, come quello dell'architetto, che traduce una vita quotidiana della famiglia in un luogo, in uno spazio che funziona. Non sale per i gradini, non è che piomba poi giù, entra di là. L'idea è sono bene. Questa cosa qua di ridisporre la vita che tutti abbiamo in un modo che uno la possa ricevere, percepire in maniera unitaria e in qualche modo ordinata, con una logica, questo è il lavoro che noi facciamo, come dice Lombardo che dice il traffico, noi facciamo questo. Dopodiché se ci riesce di riversare lì dentro energia, forza, materiale, ardente in qualche modo, o anche solo meravigliosa nel senso della meraviglia dello fuori, e per questo naturalmente piace poi, però è come se ci fosse a monte di tutto questo un talento che è quello di ordinare il mondo. Io non a caso amo molto i libri che hanno delle storie in cui il protagonista cerca di mettere in ordine un pezzo di mondo. Una storia che io amo molto è questa che ha raccontato con Mancati, che io ho fatto
spesso a Tottenham, questo ragazzino che trova una lupa lì dove lui, nei confini negli Stati Uniti e Messico, e per tutto il libro quello che fa è riportare questa lupa per mezzo di difficoltà dove era, cioè sui monti messicani. Ma il senso è quello lì, è presente in moltissimi libri di Cormano Capri, si innamora di una pistana, una ragazza molto giovane pistana, e quello che pensa su questo libro è di riportarla alla vita normale, cioè rimettere le cose al loro posto. Questa roba nei libri è molto fisica, molto reale, discende da un talento e da un lavoro. Che tempo, che fatica, una roba quasi artigianale, ma veramente come falegname che vede la vena, perché vede quello che abbiamo. E questa è una parte che io faccio molto vedere, la faccio molto, non lo faccio mai ordinato, perché non sono uno di quelli che scrive solo con le spalle alla finestra